Quante volte siamo abituati a vedere il risultato finale e a pensare è facile per te perché sei nato così. È vero o no che succede questa cosa? Quando io ho iniziato con questo lavoro, all'inizio mi prendevano in giro tutti. Dicevano, oh, sei impazzita, dove vuoi arrivare, cosa vuoi fare, ma stai già studiando? Chi te lo fa fare di studiare e lavorare, di fare tutte queste cose insieme? Quindi all'inizio mi prendevano in giro i miei amici, perché sembravo la pazza folle che chissà dove voleva arrivare. Dopo 2 anni, quando tornavo a trovarli, perché vivevo fuori casa già da 2 anni, sapete cosa mi dicevano? Ah, è facile per te parlare e pensare così che hai ottenuto risultati. E io dicevo loro, no ragazzi, è esattamente l'opposto. Forse ho ottenuto certi risultati perché prima di ottenerli ho pensato e ragionato in certi termini. Siete d'accordo che è il procedimento inverso? Solo che la maggior parte delle volte ne siamo più abituati a pensare è facile per lui perché è nato così. Ora vi faccio vedere la pubblicità della Nike di Michael Jordan. Pochi sanno che Michael Jordan dopo le gare stava ancora 1, 2, 3 ore ad allenarsi a fare canestro e la maggior parte della gente pensa ah, lui è nato così. No, forse è nato anche così. Ma quella competenza, quell'attitudine ha unito che cosa? Ogni giorno la costanza, la forza e la voglia di darsi da fare. La stessa cosa l'auguro a voi. Il mio consiglio è questo: potete migliorare l'1% al giorno? Se io che non sono più abituata ad andare in palestra o fare corsa, perché da anni che non faccio più sport, mi chiedessero di fare, faccio 1 chilometro al giorno ipotesi di corsa, e mi chiedessero di fare l'1% in più al giorno, mi spaventa? No, perché l'1% di 1 chilometro cos'è? 10 metri? Se mi chiedessero di fare il 100% in più mi spaventerebbe? Certo che sì, ma se ogni giorno faccio l'1% in più, in poco più di 3 mesi arrivo al 100% in più senza neanche rendermi conto. Piccolo passo, anche con le tecniche, un passo dopo l'altro, piccoli passi che vi portano a una grande differenza. Step by step, scegliete una cosa, quella che vi è piaciuta di più, diventate forti su quella. Una volta che quella è diventata acquisita, cosa fate? Ne fate un'altra, un'altra, un'altra. Usate magari le tecniche all'inizio dove siete più deboli, perché se ricordate già bene senza tecnica una cosa, è inutile usare la tecnica. Usatela dove eravate un pochino più fragili. Usatela dove avete bisogno di migliorare. Questo è il mio augurio, di migliorare l'1% ogni giorno in più. E con questo vi faccio vedere il video che è bellissimo. Maybe it's my fault. Maybe I led you to believe it was easy when it wasn't. Maybe I made you think my highlights started at the free throw line and not in the gym. Maybe I made you think that every shot I took was a game winner. That my game was built on flash and not fire. Maybe it's my fault that you didn't see that failure gave me strength, that my pain was my motivation. Maybe I led you to believe that basketball was a God-given gift and not something I worked for every single day of my life. Maybe I destroyed the game. Or maybe you're just making excuses.